80.000 spettatori lo scorso anno hanno affollato Prato della Valle per assistere alla serata di apertura del Festival Show e Radio Birichina e Bella Monella non hanno mancato anche quest'anno di ribadire l'appuntamento con la musica e spettacolo nella piazza più grande d'Europa. Torna il festival più amato del Nord-Est, appuntamento con la premiere domenica prossima, sempre in Prato. 1000 le sorprese, prima tra tutte la presentatrice. Cantante, ballerina, attrice, Lola Ponce, quest'anno è la testimonial, la presentatrice, si cimenta nelle vesti di presentatrice proprio sul nostro palcoscenico. Festival Show presenta anche quest'anno cantanti tra i più amati dal pubblico, gli Zero Assoluto, Mietta, Dolcenera, Cristiano Malgioglio e moltissimi altri, ma ci saranno pure l'orchestra diretta dal maestro Diego Basso e le coreografie di Etienne. Dopo Padova il festival sarà a Castelfranco il 1° luglio, a Vicenza il 18, a Pordenone il 25, in agosto sarà la volta di Sottomarina, il 5, Bibione l'11, Lignano il 18, Mestre il 26 e infine a Treviso il 1° settembre, grande chiusura a Verona il 6 in Piazza Bra. Non mancherà l'appuntamento con la bellezza, con le selezioni per Miss Caos, ma nemmeno quello con la beneficenza. Festival Show in meno di 10 anni ha raccolto ben 350.000 euro per la Fondazione Città della Speranza e l'intento è quello di continuare così anche quest'anno. Durante la serata ci sarà tempo anche per parlare della ricerca della Città della Speranza e di raccogliere fondi. Quello che però ci interessa è proprio questo fatto che Padova ritorni ad essere anche la capitale degli eventi. Appuntamento domenica 26 giugno dalle 21, ingresso libero, grande evento per il debutto di Festival Show.